Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. Quel che sul treccuttable è una storia vera, e lui che mai sta buono di no. E se ne conosciuto vicino alla parete, l'Elena di Ruguret e il suo. Un di la menata a vedere la fera, la che va un vestito in culo del trasù, disse vorrei un craffer, non c'è moneta. Rotti che da deschiri la vista più, andava Rogoredo e cercava il sottotetto. Girava per Rogoredo e busava per strasce. No, non mi lasciare. No, non mi lasciare mai. No, non mi lasciare. No, non mi lasciare mai. Triste a mattina d'aprile senza l'amore, che era venuto in mente andare là, quel navile di Puscinegger, due barconi potevano arrivare, ed era bel fermotto di Moncordura, era passare anche l'ora di andare a timbrare, mi credi che mi sa un po' di bessassura, adesso i miei deschini, poi si vedrà. Andavano credo e cercava il sottotetto. Rogoredo e il busava mestre Andava a Rogoredo e cercava i Sodanè, busava Mestrasce. Questo è un omaggio che abbiamo fatto naturalmente a Enzo Iannacci 1964. Spero che sia gradito anche a Carlo Cambi, che vedo già collegato con noi, con il quale riprende la trasmissione degli Scorretti dopo un lungo mese. Intanto grazie mille Carlo per essere di nuovo qui con noi. Ci mancavi tanto. Cardinale, ma che piacere ritrovarla. La mia fede ha violato in questo lungo periodo di Quaresima che ella mi ha fatto subire. Ma non le dico la mia, perché senza abbeverarmi alle chiacchierate degli Scorretti si sta male, devo dire. Allora, quella roba per strada, ma quando tornate? E io a dire, ragazzi, attraversate questo deserto di inconsapevolezza, ma poi la rivelazione vi arriverà. Ed è arrivata oggi 28 gennaio. Riprendiamo le nostre trasmissioni settimanali. No, davvero grazie, al di là delle battute, Carlo. E quella Rogoredo là non ha più niente a che fare con la Rogoredo di oggi, anzi non solo di oggi. Sono un bel po' di anni che quella Rogoredo lì cantata da Iannacci non ha più niente a che vedere con il bosco della droga, con il degrado e tutto il resto. Comunque era un bellissimo pezzo. Questo qui poi alla fine gli veniva in mente di andarsi a negare in del Navili, ad ammazzarsi, ma poi diceva, ma perché ammazzarmi? Forse è meglio che recuperi i miei 10 kg. Ma dai, ma non essere così pessimista! 10.000. Che all'orizzonte si staglia il futuro nazionale. Allora, tu hai fatto la rassegna stampa anche oggi, se non vado errato, per la verità. Sì. E di cosa ti sei deliziato? Di cosa ti sei interessato? Cosa ti ha interessato? Cosa ci proponi come sintesi estrema qui, come chicca di caffè? Ho dovuto fare una puntura di insulina perché la melassa retorica sulla giornata della memoria, a cominciare dal monarca che abita il Quirinale, è insopportabile. Cioè, nessuno ha il coraggio di dire l'unica cosa: la sinistra ha sdoganato l'antisemitismo, i Propal sono amici di Hamas, nessuno parla della strage e del genocidio in Iran, e poi vanno a far finta di avere pietà per gli ebrei. Giustamente la Segre vi ha detto: non sovrapponete Gaza al giorno della memoria, e il risultato qual è? È che Carrai viene affisso sui manifesti con scritto "We wanted". Al Senato il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alternativa Verdi e Sinistra non fanno passare il DDL romano sull'antisemitismo, e però dal Quirinale ci viene detto: però non c'è spazio per la rabbia nella nostra democrazia, e la Segre dice:
l'Europa ci salverà. Vorrei dare una notizia alla senatrice Segre. Gli ebrei stanno scappando dalla Germania, dalla Francia e da tutta Europa verso Israele perché non si sentono più tutelati. Questa è la prima notizia. La seconda notizia è, ma sentivo che il nostro direttore Sallusti si è ampiamente speso per questo, è l'imbecillità che regna sovrana di fronte alla violenza che ormai attanaglia le nostre città, e questa polemica francamente sull'ICE americano che non arriva in Italia per fa ribrezzo, cioè siamo lontani anni luce dalla consapevolezza di quello che è diventato questo paese. C'è una cosa che vorrei sottolineare, se me lo consenti, sì, perché secondo me come dire, è speculare a questo, detto che come si faccia a idolatrare Sanchez, uno che ha dato 500.000 sanatorie a clandestini senza appurarne manco l'esistenza in vita, tant'è vero che quello ammazzato a Rogoredo aveva un permesso di soggiorno spagnolo e per la legge non avresti nemmeno potuto espellerlo perché lo dovevi prima mandare in Spagna, poi la Spagna avrebbe dovuto fare il provvedimento, cioè siamo alla follia assoluta. Ma speculare a tutto questo, e mi fa orrore vedere quello che succede a Niscemi, cioè noi siamo un paese che ha consentito di costruire le case su una faglia franosa, e oggi per sistemare quella gente lì spenderemo una quantità industriale di quattrini dopo aver dato dal 97 ad oggi contributi a Niscemi per sistemare la faccenda. Io devo dire la verità, di fronte a questa roba qua, da liberale vero quale sono, sai che mi viene da dirti? Avete costruito dove frana, sono affari vostri, punto. E io non ce la faccio più a vivere in un paese che da una parte mi arresta un poliziotto cioè mette sotto inchiesta un poliziotto che per 2 lire si occupa della mia sicurezza, ma dall'altra tollera una storia come Niscemi, cioè ma perché? Ma perché io devo spendere i miei soldi per darli a una struttura burocratica che consente enormità come quella di Niscemi? Perché? C'è qualcuno che me lo spiega? No, tutti poi sembrano calare da Marte, no? Tutti coloro che hanno avuto anche Appunto. responsabilità politico-istituzionali, di qualsiasi colore siano. Ci sarà qualcuno colpevole, no? Ci sarà qualche patrimonio aggredibile. Cioè, io non lo so, a me fa... Cioè, a me questa roba mi fa lo stesso errore dell'imputazione al poliziotto. Cioè, saltano quelle che sono le coordinate della convivenza civile. Tu mi devi spiegare perché io devo pagare le tasse per consentire a uno a Niscemi, magari in buona fede, poveraccio, di costruire una casa sulla frana autorizzata da un comune, al quale comune io do i quattrini per evitare la frana, e poi ora, siccome viene giù il paese, devo pure ripagare i danni della frana? No, cioè, fatemi capire. Ma perché? Guarda che questo lo direi anche se il paese fosse sulle Dolomiti, vorrei che fosse chiaro, Certo, non è che c'è un problema geografico, c'è un problema di indecenza, tutto lì, ecco. E poi c'è questa cosa che non si regge, della von der Leyen, che viene glorificata per questo accordo sull'India, rispetto al quale io vorrei che si facesse un esercizio di verità. Ecco, te ne volevo proprio chiedere conto della natura e della sostanza di questo accordo. Ma cioè, allora ragazzi, partiamo da un presupposto. Cioè, ti cito un episodio perché questo ti dà la chiarezza di come viviamo. Il presidente dell'Unione Italiana Mini, Lamberto Frescobaldi, mio personale amico, persona che stimo moltissimo, ieri si è lanciato in un comunicato dicendo: grandissimo accordo con l'India perché i dazi sul vino passano dal 150 al 75% e arriveranno al 20% nell'arco di 10 anni. A che uno dice: bella cosa, grande, bravo Lamberto. Poi vai a vedere, sai quanto vino vendiamo noi in India? Quanto? 2,8 milioni di euro. Un affarone. Però
in compenso la signora von der Leyen ha ottenuto l'azzeramento dei dazi sulle auto, 200.000 pezzi immediati che partono dalla Germania. E sai cosa c'è scritto dentro l'accordo sulle auto? Che c'è scritto? Che vale per tutti tranne che per le utilitarie. Quindi se tu, che sei l'Italia, dove ormai Elkann non produce più nulla se non carte bollate per nascondersi dall'evasione fiscale, ma se tu oggi da italiano volessi valutare quell'accordo, sapresti che le macchine che si venderanno in India sono tutte tranne quelle italiane. Poi vado avanti, dice: ma per gli agricoltori è comunque un successo perché abbiamo messo in sicurezza le filiere più sensibili. Bravi. Allora, ora vi do un po' di dati. In India si coltivano 200 milioni di ettari. Il 40% della popolazione indiana vive di agricoltura. L'India è primo produttore al mondo di riso e ne esporta per 20 milioni di tonnellate. Primo produttore di frutta e ne esporta per 150 milioni di tonnellate. Secondo produttore di farine, e l'anno scorso ha messo sul mercato 500.000 tonnellate di farina, facendo crollare i prezzi. Tutte queste belle cose. Poi è primo produttore di latte, di carne di bufala, eccetera, eccetera. In un mercato dove il 50% dei consumatori sono vegani, per cui non gli vendi una fetta di prosciutto manco a piagne, dove il reddito medio degli indiani è 10 volte meno quello degli europei, dove solo nelle concentrazioni metropolitane hai strutture di distribuzione tipo supermercato, quindi puoi andare a vendere la pasta, prosciutto, i biscotti, però noi dobbiamo essere contenti. E la Coldiretti dice che è contenta perché sono state almeno rispettate le idee che sulle filiere più sensibili, cioè latte, riso, carne, ci sono dei freni all'importazione. Tutto bellissimo. Con questo accordo noi abbiamo detto a Trump: se tu sei per le chiusure, noi siamo per le aperture. Noto, e poi mi taccio, se no diventa una lezione insostenibile, che l'India è il primo paese promotore della moneta dei BRICS e insieme alla Cina sta studiando un sistema SWAP, sarebbe il sistema di regolazione dei pagamenti internazionali, alternativo a quello occidentale. Ma la signora von der Leyen gode e tutti godono, non comprendendo una cosa, che non siamo noi ad avere un vantaggio dall'India, ma è l'India che ci usa per aggredire il sistema economico occidentale. Finisco, poi dice la von der Leyen, le due grandi democrazie che si sono unite, tutta questa retorica, il dire che la società indiana è ancora divisa in caste, che su 1 miliardo e 600 milioni di persone ci sono 3/4 che vivono sotto la soglia di povertà, che c'è una delle incidenze di mortalità infantile più alte del mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo ovviamente non lo dobbiamo dire, perché sennò si smonta la retorica. Ultima circostanza che però ha un qualche peso: la signora von der Leyen sta rincorrendo per il mondo dei mercati da offrire all'industria automobilistica dopo che l'ha uccisa con il Green Deal. E allora va bene questa retorica, o sarebbe il caso di andare in Europa dicendo: avete rotto le balle, ora sbrachiamo tutto e rifacciamo da capo? Questo è un quesito che puntualmente ritorna nelle nostre conversazioni, però non c'è un quesito del genere, una questione del genere nel panorama politico. Perché a questo punto dovrebbe essere politicamente scorretto o sbagliato porsi questa domanda, che mi sembra logica? Ma la domanda che vi faccio io è: ma possiamo continuare a baloccarci con Catenacci? Possiamo continuare a perdere tempo dietro a che so io, ai Bonelli? Possiamo continuare a immaginare che
un paese come l'Italia possa rimanere ingessato su delle polemiche sullo stupro sì, stupro no. Cioè, ma ci rendiamo conto che intorno il mondo sta radicalmente cambiando, che l'Europa è stata totalmente marginalizzata e noi con l'Europa no. Per esempio, che mi chiedevi dalla rassegna stampa, ieri la Meloni ha detto una cosa definitiva, ok? Ha detto che il fascismo è stato complice dell'orrore nazista, ok? Questa crista che altro deve dire per mettere a tacere il fascismo, il razzismo e tutto questo sciarpame ideologico che ingessa un paese sulle soglie della modernità, impedendole di agganciarsi al treno dello sviluppo. Cioè, tu quando mi fai la domanda, Carlo, cosa ricavi dalla rassegna stampa, io ti rispondo, ricavo un senso di desolazione e di totale inadeguatezza della classe politica italiana, nessuno escluso, ma in particolare dei commentatori della sinistra che inseguono gente come Ranucci su delle robe che non hanno senso. La domanda che faccio io è: ma sull'intelligenza artificiale che vogliamo fare? Ma sulla continua emigrazione di talenti di questo paese che vogliamo fare? Sulla desertificazione di interi territori del paese che vogliamo fare? Sulla sfida energetica che vogliamo fare? Ecco, io queste domande le vedo sparite dai giornali, dove si continua a fare o le polemiche sull'ammazzato a Minneapolis, di cui a me francamente non frega assolutamente nulla, o sugli spioni presunti o reali di Ranucci, che peraltro si becca pure gli sconti dai giudici. Non me ne frega nulla. Io voglio sapere a mia figlia che ha 18 anni o ai tuoi nipoti qual è il futuro che stiamo disegnando, quale paese mi stai dando, in quale direzione vogliamo andare. Io vorrei sapere queste cose. Ma perché la classe e invece tutte le mattine sfoglio i giornali e mi accorgo che il massimo dell'attenzione è se Vannacci fa o non fa il suo partito. Ma ti rendi conto dove siamo? Allora, Carlo, credo che la tua sensazione quando fai la rassegna stampa sia uguale alla mia quando la facevo, perché questo trend è in atto da tempo, da troppo tempo ormai, no? È una svolta, tra virgolette, quella del nostro panorama politico mediatico, che è in atto da troppo tempo, e delle cose sostanziali non si parla, come dicevi tu. Allora, sono le 10, piccola pausa, però poi volevo farti un paio di domande su quello. Siamo qua. Ci sentiamo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci in onda con Carlo Cambi. Intanto ricordo il numero per mandare i messaggi via WhatsApp, potete mandarli naturalmente quando volete, poi li recuperiamo più tardi, 340 6709 659. Nell'ultima parte della trasmissione poi apriamo anche le linee, vi segnate il numero se non lo ricordate, 02 92 94 7222 per intervenire in diretta, 02 9294 7222, ma apriamo le linee più tardi. Carlo, in base a quello che tu dicevi prima circa l'accordo Unione Europea-India,
pro Domo Germanica per quanto riguarda la polpa, poi politicamente anti-Trump. Ecco, Trump sarà infastidito, irritato, danneggiato da questo accordo, secondo te? O gliene frega niente? Sai perché non ne può fregare di meno? Ecco. Perché c'ha quello strumentino che si chiama dollaro. E c'è un altro strumentino che sia l'India che l'Europa sono non indipendenti energeticamente. E quindi se lui fa un accordo con i paesi arabi, premesso che lui è un fornitore netto di energia del mondo, fa un accordo con i paesi arabi e ti rialza improvvisamente il prezzo dell'energia sui mercati internazionali, tu con quell'accordo ci vai. Perché capisci, questi sono tante chiacchiere distintivi, però con un piccolo particolare. Mentre l'Europa, se si stacca da Trump, non ha un altro partner, quindi balla da sola, l'India è legata a doppio filo con la Cina e con la Russia. E quindi se l'energia ti manca a te, Europa, ti attacchi. Se manca all'India, l'India fa una telefonata a Putin e il problema l'ha risolto. Non so se è chiaro. Chiarissimo. Ho sott'occhio Ma per ti posso dire... Prego, Carlo. Posso dire come fai? Aspetta che abbiamo qualche problemuccio di linea. linea. Tengo, Abbiamo qualche problemuccio di linea di collegamento, che ogni tanto salta qualche sillaba, Carlo. Vediamo. Prova a parlare, Aspetta, Carlo. vuoi che metto la wifi? Perché io sono collegato con la... Sì, forse se stabilizziamo il collegamento è meglio. Non possiamo farlo noi, vediamo un po', vediamo se riusciamo a rimetterci in collegamento con Carlo Cambi. Intanto io ne approfitto per dare uno sguardo all'home page dell'ANSA di questo momento, dove ci sono gli Australian Open, il tennis. Musetti avanti di 2 set, si ritira, va in semifinale Djokovic, questo è l'argomento di apertura. Stati Uniti, deputata democratica aggredita con sostanza sconosciuta a Minneapolis, fermato un uomo. L'intera collina di Niscemi che sta crollando, e parla Elly Schlein, PD, dirottare 1 miliardo del ponte alle aree colpite dal maltempo, dice la segretaria del Partito Democratico, a proposito di Niscemi di cui parlava poco fa Carlo Cambi. E Milano Cortina, agenti dell'AIS, o ICE, che dir si voglia, l'Italica, ai Giochi Olimpici, ma non saranno in strada. TikTok censura contenuti anti-Trump e anti-ICE, niente meno. A proposito di censure, abbiamo pure il caso Corona Mediaset in home page sull'agenzia ANSA di stamani. Intanto dovremmo avere recuperato il collegamento con Carlo. Stavi dicendo, No, Carlo? volevo darvi un esempio di come funziona l'Italia. Allora, nel frattempo, non so se l'avevi già letta, ma comunque a proposito di Niscemi, no? Elly Schlein ha detto che occorre dirottare 1 miliardo dal ponte alle aree colpite dal maltempo. A Niscemi. Certo, buttiamoci degli altri soldi a Niscemi, per l'amore di Dio, vabbè. Ma va bene così, per l'amore di Dio. Altro che quello che dicevi tu poco fa, affari vostri, affari nostri, non vostri. Allora, ti do una informazione per come va l'Italia, è una quisquiglia, però io ho scritto un pezzo sul fatto che il catering delle Olimpiadi è affidato alla Slovenia, notizia tirata fuori da Edoardo Raspelli, e mi chiama, l'ha detto posteriormente, l'ha detto stampa della società, la Officer Olympic and Paralympic on location, e io vorrei capire perché. Le Olimpiadi italiane sono organizzate dalla on location. Già vorrei capire perché questo. Comunque, allora, mi dice, mi potevi telefonare per accertarti. Io ho telefonato a questa on location, non risponde nessuno, però vabbè, lascia perdere. Questa è la smentita, stai a sentire, On Location è il provider ufficiale di hospitality per Milano Cortina 2026. Gestiamo 16 venue di hospital in tutte le sedi dei giochi.
E Jarecek, azienda che ha sede in Slovenia e opera in tutta Europa, è il fornitore di catering solo per le nostre 3 venue di hospitality a Cortina. Abbiamo partnership con fornitori di catering italiani per tutte le nostre venue di hospitality di Milano Cortina. Jarecek utilizzerà prodotti locali italiani, impiegherà chef italiani e personale del posto, così come faranno tutti i nostri fornitori di catering in tutte le sedi di gioco NB. Essendo basata a ridosso del confine tra Italia e Slovenia, è posizionata più vicino alle nostre 3 venue di ospitalità a Cortina rispetto a qualsiasi azienda con sede a Milano. Ci è stata consigliata per la sua esperienza acquisita con altri importanti eventi sportivi a livello globale, inclusi alcuni in Italia. Jarecek è stata scelta dopo una rigorosa selezione attuata tramite RFP. Allora, la precisazione è che io avrei scritto che c'è un catering sloveno per le Olimpiadi. Loro precisano che c'è un catering sloveno per le Olimpiadi, ma pensa alla finezza. L'abbiamo selezionata con una rigorosa tramite RFP, però ci è stata consigliata per la sua esperienza. Beh. Allora, e poi perché la scelgono? Perché è più vicina rispetto a Milano, come se non esistesse Verona, non esistesse Venezia, non esistesse Belluno, no. Allora, questo è il mondo in cui noi giornalisti lavoriamo. Cioè tu scrivi una cosa vera, e cioè che la Slovenia sia più vicina a Cortina di Belluno è un po' dura da sostenere. Esatto. Tu scrivi, però questi ti dicono voglio la rettifica perché è soltanto per 3 di tutte le nostre, dove nella sede principale delle Olimpiadi, cioè a Cortina. Allora, per l'amor di Dio, non è nulla rispetto all'epocalità del mondo, certo. ma questo è per far capire come ormai la melassa è tale per cui oggi devi coprire gli interessi, non devi coprire la verità dei fatti. E francamente, ti dico la verità, quando io ho cominciato a fare questo mestiere, ormai purtroppo 43 anni fa, sono professionista a 43 anni, il clima era completamente un altro e mi ricordo che si parlava della DC, dei socialisti, che erano pervasivi in tutte le redazioni, manco per niente. Oggi il motore della assuefazione all'interesse soggettivo è spaventoso nel circuito della comunicazione, dell'informazione. Ed ecco che si erige una signora Schlein che dice a petto di un'opera strategica che riguarda centinaia di milioni di persone, perché il ponte collega la Sicilia all'Europa, visto che loro si magnificano sempre dell'Europa, tu devi pigliare i soldi che servono per una moltitudine di persone e dirottarli su uno specifico che riguardano poche migliaia di persone. Già. Questo mi chiedo io. È come per accontentare l'economia tedesca che è nella cacca, prima ti inventi il riarmo, poi ti inventi gli accordi internazionali, dicendo che sono accordi epocali e di epocale non hanno assolutamente nulla, perché sai meglio di me che se c'è qualcosa di fatuo sono gli accordi commerciali. E devi raccontarci che stai aprendo una nuova epoca per il mondo. E c'è gente che ci crede. E ci sono giornalisti che gli danno retta. Io faccio la domanda, ma che mondo abbiamo costruito? Beh, comunque è un capolavoro questa nota che ti è arrivata, bellissima, esplicativa, hai fatto bene a citarla perché ti dà la misura, insomma, no?
Carlo, un passo indietro. A No, proposito... scusa, se mi sono No, permesso no. interessi privati in No, altro no, ufficio, ma ma non è, è esemplare. ma non è tanto privato come interesse, anzi ha un rilievo pubblico, come hai ben spiegato, perché ci fa capire come siamo combinati. Facevo un passo indietro però, perché volevo tornare alla questione della Immigration and Customs Enforcement, l'ICE o ICE che dir si voglia, cioè l'agenzia federale statunitense, non tanto per il fatto che viene a Milano, Sala ha detto che non sono graditi dalla popolazione, il nostro ottimo sindaco, e che non bisogna dare lo scudo penale alla gente di Rogoredo per conseguenza. Vabbè, questo va da sé, ma è normale. Ma piuttosto per il fatto che mi pare il Times, che un quotidiano non a prescindere pro-Trump, mi pare, abbia però rilevato che è dal 1900, inteso proprio come 125 anni fa, che i tassi di criminalità non sono così bassi negli Stati Uniti. Al che mi viene da dire che Trump sarà tutto quello che sarà, però se questo è un risultato, non mi pare che si sia comportato male in quest'anno di governo, se è vero che il crimine è diminuito così drasticamente negli Stati Uniti. E per quanto riguarda poi il Minnesota, epicentro di tutto lo scandalo, mi pare che sarebbe interessante approfondire qual è il tessuto socio-economico politico del Minnesota, no? Perché mi pare che lì ci siano fiori di organizzazioni criminali dentro lo stato del Minnesota retto dai democratici, una foltissima comunità somala. È venuto fuori anche uno scandalo a proposito di rimborsi per il welfare americano per il periodo Covid e affini, no? C'è stata una truffa da 9 miliardi di dollari, la qual comunità somala non è affatto lontana dall'aver mangiato questi soldi, anzi, con la complicità magari di apparati istituzionali che poi si avvalgono anche del supporto mediatico, politico, elettorale delle suddette schiere di immigrati, molto spesso legati a criminalità organizzata. Sbaglio o no? No, Quindi, è tutto verissimo, ma diciamo che forse lì la mano pesante non è stata così sbagliata, in linea di no, principio. Poi non sto parlando dei singoli casi discutibili, ma in linea generale lì c'era da metterci mano, no? sì, ma facciamo, allora, se vogliamo fare un ragionamento a tutto tondo, facciamo anche il ragionamento di come è strutturata la società americana dal punto di vista dell'ordine pubblico, ok? In America tu non ti puoi permettere di non obbedire alla forza pubblica, perché quelli sparano e lo sanno tutti. Anche il povero Pretti che è finito sparato è uno che ha messo mano alla pistola. E in America non è come con Sala. Se tu ci provi, non c'hai futuro. Cioè, Ma faccio un'altra osservazione. C'è qualcuno che ha scritto quanti sono stati gli sparati dall'ICE o ICE, che dir si voglia, sotto la presidenza Obama? Sai che sono 4 volte quelli sparati sotto la presidenza Trump? Però era uno sparo democratico. Allora, vedi che siamo sempre lì. Siamo, come ti posso dire, in questa melassa dove la verità non conta più nulla. Io non vorrei fare il professorino perché francamente mi dà fastidio in radio, ma c'è questa finestra di Overton che funziona in maniera egregissima, alimentata oltretutto dai social. Capito? Tu comincia a dire che bisogna disarmare la polizia, che è una idea non accettabile, no? Perché non è accettabile disarmare la polizia, però ripetila ossessivamente e porta a supporto dei dati del tutto inverosimili, ma autorevolmente propalati, e vedrai che alla fine l'effetto sarà che la gente si convince che la polizia deve essere disarmata. Ed è esattamente quello che la sinistra ha imparato benissimo a fare. Non a caso la finestra di Overton è stata scoperta da un sociologo democratico che insegnava nelle università americane, è stata ampiamente applicata nelle campagne elettorali americane. Ma se mi permetti, è esattamente il meccanismo che viene oggi utilizzato sul referendum sulla giustizia.
non viene detto che il referendum sulla giustizia, anzi sulla riforma Nordio, semplicemente adegua al 111 della Costituzione. No, si inventa la bufala che si vuole mettere sotto controllo la magistratura, non sta scritto da nessuna parte, ma si ripete ossessivamente, ed ecco che la finestra di Overton funziona perfettamente e tu la puoi spostare a destra o a sinistra a secondo delle convenienze del momento. Il problema, sai qual è? È che nessuno dei nostri direttori ha il coraggio di dire questa cosa. Perché se tu guardi i talk show televisivi, sono tutti giocati sulla polemica spicciola del momento, ma nessuno che alza la testa e dice: state lavorando alla costruzione di una menzogna collettiva, esattamente come ha spiegato George Orwell in 1984. E questo giochino l'abbiamo scoperto e vi denunceremo all'umanità per quello che state facendo. Ma se non lo facciamo tu ed io agli scorretti con Radio Libertà, questo discorso non lo fa nessuno. Trump, secondo te, regge a questo gioco pericoloso? Ha le spalle sufficientemente larghe per cavarsela? Trump, Perché mi pare che alla fine non è che ce ne siano in giro tanti altri con spalle di quella larghezza. No, ma Trump interpreta fino in fondo. È una cosa che allora, posso fare una riflessione un po' storica, me lo consenti? Ma certo. A parte che per mercoledì prossimo sul Panorama ho scritto un pezzo sull'economia di Trump e spero che lo leggerete e avrete modo di meditare sulle cifre. Ma detto questo, sai chi il primo che ha detto che bisognava mettere sotto controllo la banca centrale, alzare i dazi e consumare solo americano? Sai chi è stato che l'ha detto? Chi fu? Primo? Chi fu? Abramo Lincoln. Insomma, non un passante. E sai perché lo disse? Perché si rese conto che gli stati cotonieri del sud, seduti sulla schiavitù, si limitavano a produrre cotone che vendevano in Inghilterra, insomma in Europa, e poi compravano l'Europa tutto. E quindi rendevano gli Stati Uniti dipendenti dalle economie europee. Ed è esattamente quello che sta facendo Trump. Trump vuole liberare l'economia americana da un vincolo indiretto che è essere, fra virgolette, la cassaforte finanziaria del mondo e non la produzione del mondo, ok? Ma questa cosa qua, Abramo Lincoln, da chi l'aveva imparata? Dai coloni che, usciti dall'Inghilterra e dall'Olanda, decisero, con la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, scritta fra l'altro da un italiano, e cioè Joseph Mazzei, dichiararono che la loro indipendenza derivava dalla indipendenza economica delle colonie. Ti ricordi, no? Il famoso detto no taxation without representation. Certo. Nasce da questa cosa qua. Quindi dire che Donald Trump è estraneo agli Stati Uniti è una balla colossale. Donald Trump interpreta l'anima statunitense fino in fondo, e che è quell'anima che hanno voluto comprimere con la cultura woke, che hanno voluto deprimere col politicamente corretto, che hanno voluto sopprimere con la dittatura delle minoranze etniche. Ecco, lui a tutto questo ha dato una risposta fattuale, e questa risposta fattuale sarà quella che gli consentirà di vincere non solo il midterm, ma di portare a termine la sua strategia di rinascita degli Stati Uniti d'America come potenza manifatturiera e industriale, che è l'idea che ha nella testa
J.D. Vance, e che animerà il dibattito tra i repubblicani nei prossimi 4-5 anni, quando, non potendosi più candidare Trump, si dovrà scegliere se candidare Rubio o candidare Vance, ma entrambi stanno lavorando a ripristinare il sogno americano. Allora, se le cose stanno come io penso che stiano, tu puoi dire tutto il male possibile di Trump, ma Trump ha il consenso dell'America profonda. Io, che in America ho vissuto per qualche tempo, non nelle grandi città americane, ma io vivevo a Winter Park, che è un sobborgo di Orlando, quindi nella Florida ricca, ma dove tocchi con mano che cos'è la società americana, non di New York, non di Los Angeles, non di Frisco, non di Boston, non di Chicago, ma l'America, quella che conta, il ventre americano. Il ventre americano è fatto di mangiare, guardare la televisione, vivere al massimo possibile la propria indipendenza individuale e non avere rotture di balle. Questa è l'America. E Trump sta cercando di assicurare agli americani esattamente questo. Perché quello che non si considera è che c'è un'identificazione profonda degli americani con Trump. Trump non è considerato l'intellettuale che esce da Harvard. Trump è considerato il self-made man che ha fatto i soldi con la sua abilità, e guarda che in America non c'è lo stigma del fallimento come da noi. In America se non sei fallito almeno una volta in affari non conti nulla, e quindi questa sintonia che Trump ha col ventre molle dell'America, noi europei non la riusciamo a cogliere, o meglio, i commentatori europei non la vogliono cogliere, tant'è vero che chi è che genera stupore? È Federico Rampini, che è l'unico europeo, pur nato nel Partito Comunista, che ragiona da americano e giudica Trump non con la puzza sotto il naso di Giuliano Ferrara, ma con le pulsioni profonde dell'americano medio. Sei stato super chiaro, Carlo. Allora, dal tuo punto di vista, immagino che il consiglio che mi pare proprio oggi dia in prima pagina sul Corriere della Sera l'eccelso Mario Monti alla Premier Meloni di mollare Trump sia sbagliato, secondo te? Beh, sai, se uno prende lezioni da Mario Monti, considerando cosa ha prodotto in questo paese, forse gli va fatto un TSO, cioè, voglio dire. Mentre volevo chiederti, parlavi prima anche di Milano, giusto appunto, e della nota che ti è arrivata per il catering alle Olimpiadi. Più in generale, qual è il tuo giudizio su queste incipienti Olimpiadi invernali di Milano Cortina? Cosa lasceranno secondo te a Milano, a Cortina, alla Lombardia, al nord, al paese? La Lombardia secondo me lasceranno molto poco. Sono abbastanza raffazzonate. Secondo me uno dei più grossi errori che è stato fatto è stato sollevare dall'incarico Vincenzo Novari, che era il primo manager di Milano Cortina, il quale aveva effettivamente collegamenti soprattutto con i grandi investitori tipo cinesi, e quindi questa Olimpiadi rischiano di essere in tono decisamente minore. Per quel che riguarda Cortina avranno dei benefici, perché almeno dal punto di vista delle infrastrutture hanno ottenuto molto, nel senso che gli hanno fatto la variante pedemontana, gli hanno fatto dei collegamenti, quindi da questo punto di vista ci sarà un beneficio infrastrutturale molto rilevante. Dal punto di vista della ricaduta su Milano, secondo me gli accende i riflettori per l'ennesima volta come città internazionale, ma non ti aspettare l'effetto Expo, secondo me. E poi l'altra cosa è che è vero che abbiamo delle campionesse dello sci molto, molto rilevanti, molto buone, ma il reddito medio degli italiani ha fatto sì che lo sci sia uno sport ormai non più praticabile dagli italiani. E quindi se a questo aggiungi lo sconquasso della RAI, che sta in una condizione comatosa per coprire gli eventi, e come ti accorgerai
le Olimpiadi di Milano Cortina, che fra l'altro cominciano tra una settimana e mezzo, non conquistano nessun titolo su nessuna prima pagina, al punto che il Washington Post per la prima volta nella sua vita ha deciso di non seguire gli eventi in diretta, e credo che molti altri network di informazione faranno questa scelta. Dunque non mi aspetto niente di particolarmente entusiasmante. A proposito di rassegna stampa, tra poco abbiamo la pausa delle 10:30 e poi apriamo anche le linee telefoniche. Chi volesse intervenire, ti do conto anche dei messaggi che sono arrivati via WhatsApp. Ricordo il numero 340 6709 659, poi li leggiamo. A proposito, dicevo, di rassegna stampa, mi ha colpito un titolo oggi sulla Stampa di Torino in prima pagina. C'è una cricca svizzera, l'accusa ai giudici svizzeri del papà di Tamburi, uno dei ragazzi morti a Crans-Montana. Mentre la Svizzera dice sia una sorta di inchiesta congiunta o comunque squadre investigative condivise. Cricca svizzera significa imprenditori, giudici, poliziotti, eccetera, che mangiavano tutti alla stessa tavola, no? Come pare accadesse in quel di Garlasco e Pavia, fammi fare la battuta. L'hanno dipinta un po' anche così. La cricca svizzera cosa significa secondo te, Carlo? Come ti suona questa espressione? Ma allora, prima di risponderti alla cricca, cioè, a parte che mi suona come possibile, anche perché lì c'è chiaramente un interesse della mafia corsa, che non è propriamente una delle organizzazioni benefiche registrate nel mondo fra le onlus. Ma detto questo, quindi perdonami un inciso, io ho a casa un vecchio libro del sociologo Jean Ziegler che risale non so quando, agli anni '80. La Svizzera lava più bianco, è sempre così? Ma assolutamente sì, ma da sempre, quando gli svizzeri hanno lavato più bianco, mi pare, no? Quindi niente di nuovo sotto il sole svizzero. Scusa, ma secondo te perché Carlo De Benedetti ha la residenza in Svizzera? È già una buona domanda. Perché lava più bianco la Svizzera? Ma è uno dei tanti, per l'amor di Dio. No, però fammi fare una notazione. La Stampa è lo stesso giornale che 3 giorni fa ospitava un autorevole scritto di Bruti Liberati, e ho detto tutto, in cui si diceva che la interferenza del nostro governo sulle autorità giudiziarie svizzere rivela qual è il sentimento che il governo italiano ha verso la magistratura, e cioè dell'ignorare la separazione dei poteri. Ok? Questo scriveva la Stampa. Salvo poi prendere atto oggi che la pressione diplomatica che l'Italia ha fatto sulla Svizzera consente non solo di avere un'indagine condivisa, ma evidentemente di sbloccare quelle incrostazioni di convenienza che stanno cercando di nascondere la verità su Crans-Montana. Domanda: come fai a fare un giornale che da una parte dice il governo italiano fa schifo perché cerca di interferire sulla giustizia elvetica, e dall'altro, e nello stesso giornale, nelle stesse pagine, scrivere che c'è la cricca e magari fare finta, come fa Saviano, di ammantarti di onestà intellettuale perché bisogna sconfiggere il malaffare internazionale? E come fai? Sembra un po' schizofrenica la questione. Carlo, abbiamo la pausa delle 10:30. Lo amiamo sempre. No, Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu hai difficoltà a digerire, soprattutto nei cambi di stagione? Bruciore di stomaco, mal di stomaco, gonfiore dopo i pasti, alitosi? Potrebbero essere tutti problemi digestivi. Noi oggi abbiamo la soluzione per voi, il nostro GastroFree, il nostro integratore, il nostro protettore naturale dello stomaco alla bava di lumaca. La bava di lumaca che va proprio a creare una barriera protettiva sulle mucose di stomaco ed esofago. Volete provarlo? Un flacone 24 €, ma stamattina chiamandolo 030
68 40 408, un'offerta speciale straordinaria. 3 flaconi del nostro Gastro Free a 59 euro. E se dite ascolto Radio Libertà, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio speciale riservato solo per voi. Chiamate subito adesso lo 030 68 40 408 per dire addio a quei fastidiosi gonfiori, a quel bruciore dopo i pasti, a quel senso di pesantezza dopo i pasti, al reflusso, insomma tutte quelle problematiche dovute alla cattiva digestione. Chiamate adesso 030 68 40 408 per la vostra offerta straordinaria di Gastro Free. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci con Carlo Cambi. Non era lui, era la di lui consorte, Carlo. L'abbiamo studiata a fare? Come? È quella che l'abbiamo studiata? No, in questo caso credo proprio sia la consorte di lui. Beh, comunque mitica anche lei, certo, mi manca Acerbis in quanto tale, però diciamo che il mio ego si è molto corroborato. Allora, ti vorrei cominciare a girare i messaggi che sono arrivati, Prego. però volevo fare anche una piccola annotazione, proprio sulla scorta di una conversazione che ho fatto in questa rubrica, anzi non in questa rubrica è Gli Scorretti, ma in questa fascia di Auto da Fè del lunedì. Lunedì ho avuto ospite l'avvocato Fabio Schembri, no? Storico difensore insieme al pool di avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi. E si notava, parlando della vicenda Garlasco, prima l'ho citato più o meno a proposito di cricche, comunque si notava che molti intrepidi giornalisti oggi parlano a dismisura di Garlasco, anche adombrando appunto cricche, complotti, indagini fatte male per tutelare chissà chi, chissà come. Perché? Perché dietro alle spalle c'è l'azione di una procura di Pavia. Quando invece tu devi raccontare per conto tuo da giornalista determinati fatti, e mi riferisco chiaramente come esempio principe alla strage di Erba, quando devi raccontare determinati fatti, che non sono solo indagini fatte male, ma proprio cose che non tornano, errori e definirli malamente, non sono errori, sono falsi, sono cose false che sono state spacciate per vere, beh, allora lì non trovi più nessuno, perché alle spalle non c'è nessuna procura che ti protegga o che stenda il suo manto protettivo sulla tua attività di giornalista. Per me la lettura è questa, è sconfortante, ma è reale. Tu cosa ne pensi, Carlo? Ma io penso esattamente quello che dici tu, perché e ti potrei anche citare altri casi. Per esempio, a te pare normale che per l'incendio della Moby Prince non si sappia nulla? Punto. E potrei citarne 2000 di casi di questo tipo, perché la verità è un'altra, è che non esiste in Italia alcuna protezione al di fuori di quella che viene assicurata per convenienza dalle procure. Cioè ci sono dei nostri colleghi che hanno fatto delle folgoranti carriere esclusivamente perché sono messi al servizio delle procure. L'ordine non ha mai sanzionato questa commistione e se tu per caso provi ad andare contro una procura, come sarebbe nel caso di Erba, e sarebbe indispensabile farlo perché quando Tarfus era provato a farlo è stato massacrato, cosa che per esempio non è avvenuta a Napoleone, che è andato contro la procura, l'ex procura di Pavia quando è arrivato lì. Ecco, se tu provi per caso a farlo, la tua morte civile è sicura. Allora, il problema è che, vedi, siamo pronti a dare la patente di giornalista d'inchiesta a uno come Ranucci, ma il vero giornalismo d'inchiesta in questo paese non è mai stato esercitato e non è esercitabile. Sempre meno, poi mi pare che coi tempi che corrono. Sì. Quindi il tuo straordinario e devo dire benemerito lavoro fatto sulla strage di Erba per Olindo Romano e Rosa Bazzi è un lavoro encomiabile dal punto di vista dell'afflato professionale, ma del tutto
inefficace dal punto di vista del risultato, ma non per carenza tua, ma perché è il sistema che rifiuta la Ma verità. guarda, non credo nemmeno che mi abbia giovato, perché io ho cercato di coinvolgere tanti esponenti politici in questi anni, ricevendone dei niet clamorosi e assoluti. Ma sì, ma Quindi sai, invece adesso questi parlano, no? Si esprimono, vanno ospiti in televisione sul caso di Garlasco e io ne ho tratto le conseguenze che ti ho detto prima. A me questa cosa qui mi ha portato soltanto, diciamo così, nel migliore dei casi, la noncuranza, ma so l'ostilità di fondo, un certo fastidio, capisci? Ma io comunque, ti ringrazio per le parole che hai usato, ma quella vicenda lì per me era una cartina di tornasole di tante cose, della magistratura, di certa magistratura, ma di sai, certo modo di esercitare la giustizia, posso di una certa raccontarmi? serie di interessi forti sui territori, magari inquinati potentemente anche dalla criminalità organizzata, perché quella lì è una zona di 'ndrangheta fortissima, dove le istituzioni forse non fanno tutto quello che dovrebbero fare, ma Sai, a rimetterci sono i cittadini comuni come quei due lì. Allora questa cosa qui secondo me era emblematica, non per populismo di basso livello, ma perché c'erano tutti gli elementi che mi conducevano a una vicenda di pubblico interesse, di grandissimo interesse per le persone normali, comuni. E la qualcosa, diciamo, però non ha interessato nessuno, proprio perché quando c'è da parlare concretamente di interessi di persone normali, qua spariscono tutti, secondo me. ma però ti posso fare c'è un parallelismo da fare fra Olindo e Rosa e Garlasco, che sta nella figura dei colpevoli. Cioè, i colpevoli non sono stati individuati perché le prove lo dimostrano, ma perché sono colpevoli verosimili. Eh già. Poi se tu li vendi come mostri, è bello che hai fatto il gioco, no? Appunto, ma scusami, perché Alberto Stasi non è un colpevole verosimile perfetto per essere... tant'è vero che lo condannano in assenza di movente e stanno costruendo il movente a posteriori, ok? A 18 anni di A distanza. 18 anni. Mm. Nel caso di Olindo e di Rosa c'è uno che dice, che è fra l'altro il marito di una delle vittime, che dice: guardate che sono gli spacciatori che l'hanno fatti fuori questo, mi hanno fatto pagare uno sgarro, ok? Allora, se tu hai una dichiarazione di questo tipo, ora poi io il fascicolo me lo ricordo a tentoni, ma insomma spero di non dire sciocchezze, casomai mi correggerai visto che Sì, tu lo sì. sai a memoria, ma io inquirente, di fronte a una dichiarazione di questo tipo, non mollo l'osso neanche a piangere. Cioè non mi accontento di una semi-inferma mentale come Rosa e di un, come posso dire, soggetto da osteria dove si mangia il boero come Olindo, ma mi faccio una domanda e mi chiedo: ma questi signori, le vittime, di che campavano? Vedi, perché c'è la tendenza in Italia, ed è il caso per esempio di Chiara Poggi, a dire: se tu indaghi oltre un certo limite offendi la vittima. No, ma è esattamente il contrario. È la ricerca è la non ricerca della verità che offende la vittima. Beh, questo è un punto in comune tra le due storie, perché io ebbi a subire un'ostilità fortissima da parte della famiglia di Erba che fu colpita. Ma per il semplice motivo che se quella verità viene ribaltata e si comincia per cercare la verità vera, a indagare attorno anche alla vicenda delle vittime, magari vengono fuori delle cose spiacevoli. Io una cosa che non ho ancora sentito dire su Garlasco è che i signori Poggi hanno ricevuto in quanto parte civile da Stasi 800.000 euro come risarcimento, ok? È evidente che Andrea Sempio non avrebbe quella disponibilità di denari, ma è altrettanto evidente che se si provasse l'innocenza di Stasi, non solo Stasi avrebbe diritto al risarcimento per ingiusta detenzione, bla 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 bla, tanto quello lo paga il contribuente italiano, quindi ne frega niente a nessuno, ma la famiglia Poggi dovrebbe ricacciare con gli interessi gli 800.000 euro, che probabilmente in caso di condanna di Sempio
o di altro, sarebbe più difficile ottenere. È così sbagliato introdurre questo interesse, questo elemento, come posso dire, prosaico. Ma sai, la sacralità della vita certo, non può essere toccata. Ecco, vorrei cominciare a dire che dietro queste vicende altissime ci sono anche delle miserie umane. Allora sì. E come? Carlo, 10:41 ti giro i messaggi, poi apriamo le linee per chi vuole intervenire tra pochi minuti. 02 92 94 7222 per i messaggi, 340 6709 659. Gianluca da Milano alle 9:48 ci scriveva: le Olimpiadi di Milano, comunque vada, con i Chuck Norris americani saranno un grande circo, una sorta di Holiday on Ice 2.0. Cesare da Treviso: sono d'accordo con Cambi, deve pagare chi ha autorizzato che venisse costruito sulla frana e non tutti noi, compiacenti o meno. Altro messaggio, 9:39. Beppe Sala ha capito che il carabiniere è solo, che continua ancora a seguire il libretto rosso di Stalin per arrivare alla distruzione del tessuto sociale della nazione. Dario: giusto, come dice Cambi, pensare al futuro, non guardare a ideologie morte nel Novecento come il fascismo, ma allora anche voi dovreste cambiare il titolo alla trasmissione, cancellare la parola comunismo. In realtà la parola è luogo comunismo, per essere proprio precisi, rispondo a Dario. E abbiamo 1 minuto e 27. Che sta per quell'effetto massificante di idee scorrette veicolate per piacere al potere, che era caratteristico dello stalinismo. Okay? Ecco, così l'abbiamo detta tutta completa. C'è un messaggio audio, 1:27 è un po' tanto, ma vediamo di sentirlo. Se lo mandiamo da qua, dico alla regia. Vado. Buongiorno, ma veramente Calenda è un puttaniere da questi livelli, ma non ha proprio un minimo di pudore. Li ha già passati tutti e continua. Allora, ci ha provato perché vuole un posticino nel governo, ci ha provato con la Meloni a lisciarlo, infatti anche Crozza se n'è accorto ed l'ha preso in giro come non mai. E ora, sempre parlando male di Salvini, è ovvio, no? Perché deve attirare l'attenzione, perché così lo invitano in TV quando parla quando parla male di Salvini. E poi adesso le fa la corte al Tajani per avere un piccolo applauso. Ma che puttaniere da strapazzo, veramente. Ma allora, questa è critica politica, naturalmente. L'ho accelerata la signora perché facevamo prima De calendis non curat pretor. Ti piace questa? Sì. Allora, De calendis non curat pretor. Saluto Gianni da Genova che ci ha mandato un messaggio con un bellissimo libro di Bakunin sullo Stato italiano disastroso e disastrato, già nell'800, prima che nascesse, e poi un altro messaggio che ci ricorda un articolo del Secolo d'Italia che ricorda la stessa cosa che ricordavi tu prima, il record sotto Obama di espulsioni e morti negli Stati Uniti, ma la sinistra italiana lo cita come testimonial per attaccare Meloni. Dopodiché abbiamo Maurizio, un bravo Cambi per niscemi, non c'è roccia, solo terra battuta, 50 metri, case senza fondamenta, ora piangiamo sul futuro voluto dai boss locali, come la prossima zona dei Campi Flegrei. Da anni se ne parla, ma a Pozzuoli danno nuove concessioni edilizie. E poi Ursula non comanda sola in Europa e continua a distruggerci solo per interesse della Germania. Quanta ignoranza, ribelliamoci. E infine, sottolinea Maurizio, c'è il solito problema vecchio, la loro egemonia culturale. Da parte nostra molto silenzio. La gerarchia hitleriana sapeva che ripetere falsità diventa verità. Scrive Maurizio, non so come funziona in America, osserva Dario, però so che in Italia quando governa la sinistra crea problemi di immigrazione, reddito di cittadinanza, 110%, per poi criticare la destra che non riesce a risolverli. In tutto questo però non è che andiamo avanti molto tutti quanti. Gianni da Roma, prima fanno fuori Boldi, che pur essendo comico di professione ha osato fare una battutina non in linea con la fede woke, poi la scelta del cantore dei Maranza Gali per rappresentare il nostro paese nei prossimi giochi olimpici, questa mi mancava, adesso apprendo da lei che il catering dei suddetti giochi è stato assegnato ad azienda slovena. Scrive Gianni e domanda, ma siamo sicuri che aver portato Olimpiadi invernali in Italia sia stata la vittoria del centrodestra e non il trionfo del Partito Democratico? Ti lascio subito la risposta al volo e poi ti giro gli ultimi messaggi che sono tanti.
La cosa che so è che il centrodestra ha cavalcato le Olimpiadi per far vedere che c'è un'immagine internazionale d'Italia molto forte. Mi pare di capire che però la gestione è tutta in mano a quelli del centrosinistra. Perché la cricca di Erba? Sì, questa è una domanda retorica. Perché la cricca di Erba, a proposito di cricca svizzera, scrive un ascoltatore, come dire, conta di meno. Luciana da Muggiò, tristemente concordo con Carlo quando afferma che la verità non conta più nulla. La verità, credo il concetto e non il suo quotidiano, per cui scrive Alberto da Colnago in merito alla presenza di agenti AIS alle Olimpiadi, al di là della scelta autonoma di ogni paese di scegliersi il servizio d'ordine, seguendo l'intento dei sinistri nostrani, dove dovrebbe essere vietata la presenza dell'AIS, con lo stesso parametro penso che con tutti i corpi di polizia del mondo abbiano avuto pecore nere che si sono macchiati di atti non giustificabili come quelli di Minneapolis. Allora cosa si fa? Si contesta la presenza di tutti gli agenti di tutti i paesi impegnati alle Olimpiadi? Quando è che questi sinistri riusciranno a dire o a fare qualcosa di sensato, scrive Alberto. Poi ce n'è uno molto lungo, ma dice la regia che ci sono anche 3 telefonate, se non sbaglio, per cui prima del post molto lungo, le 2 chiamate in attesa, che sentiamo subito. Pronto? Insomma, subito si fa per dire, prego, buongiorno, chi è in linea? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Gino, volevo prima di tutto una curiosità e questa la rivolgo a lei. Quel libro che lei ha citato qualche tempo fa di Flamini su Cossiga, io non riesco a trovarlo da nessuna parte, nemmeno su Amazon. Ora, un'altra curiosità invece la voglio rivolgere al dottor Cambi. Prima di Natale ho letto un suo articolo sulla Verità che parlava di mi pare il conclave, una riunione dei cardinali dove qualcuno che trasmetteva questa riunione ha citato che sono tutti non voglio usare l'espressione molto brutta, l'ha usata anche Bergoglio con la frociaggine, culattini, tutti culattini. Come è finita questa storia? Si è saputo, questo l'ha scritto il dottor Cambia, si è saputo qualcosa su chi è stato, ora a prescindere che per me che io sto ancora cercando il tradizionale, facendo studi, cercando di capire, però a prescindere da questo, si è saputo qualcosa su chi è stato che ha parlato in quel modo, sì, che ha detto queste cose? Bene. Grazie, abbiamo la prossima telefonata. Vi chiedo di essere molto sintetici però, per quanto riusciate. Pronto? Ciao, sono Marco da Mantova. Buongiorno Marco. Riguardo all'attività dei politici e degli operatori informativi, semplicemente noi siamo rimasti ancora in mano a chi da sempre ci dice che dobbiamo avere il Papa straniero a comandarci, quindi dobbiamo avere il governo dell'Europa sull'Italia perché non siamo capaci. In questo modo la sinistra impedisce al centrodestra di governare, anche se comunque il centrodestra soffre di un complesso di inferiorità verso la sinistra, e quindi noi siamo ridotti ancora in quel modo lì. Una cosa che ho letto, poi mi direte voi, questa è una domanda che faccio a voi che siete giornalisti professionisti, io ho letto ieri, e poi chiudo, su Blondet and Friends, che la Germania probabilmente non attuerà la sua politica di un esercito molto forte perché teme che poi alla fine si arruoleranno in massa giovani di origine musulmana, in quanto i tedeschi la leva non la vogliono fare. Ultima cosa, la von der Leyen, semplicemente essendo tedesca, tutela gli interessi tedeschi e quindi con gli Stati Uniti, la Germania con gli Stati Uniti praticamente sta perdendo la propria forza economica, in quanto gli Stati Uniti stanno facendo la guerra, quindi più lontano la von der Leyen porta l'Europa dagli Stati Uniti e meglio è per la Germania, la pagheremo tutti. Ciao, grazie. Carlo. Allora, per quel che riguarda i culattoni alzatevi, si sapeva già, meglio, si dice, come dire, si vocifera
chi fosse. Il sospetto era sul cerimoniere del Vaticano, che ha un nome e un cognome, non so se lo vogliamo dire, ma insomma è un alto prelato veronese, quindi si sa il nome, non è che, o meglio, da questo audio che era trapelato si sembrava di riconoscere la voce di questo alto prelato. Quel che riguarda la Germania, sì, è vero, c'è questa preoccupazione dell'esercito musulmano, ma c'è un'altra preoccupazione che deriva dai land controllati dalla FD. Merz si è accorto che la CDU è minoranza nel paese, si è accorto che c'è un afflato, chiamiamolo neonazista, piuttosto forte, quindi hanno capito che se continuano a ricalcare le orme del passato non gli va molto bene. Quanto alla von der Leyen, che è tedesca, amica dei tedeschi, la von der Leyen ha una serie infinita di difetti, non ultimo per esempio che ha alcune inchieste sul suo modo di gestire i rapporti con le lobby, delle quali non si parla mai, ma insomma i messaggini con burla per quel che riguarda il vaccino, le sue intese con i generali tedeschi per quel che riguarda il riarmo, le sue frequentazioni, diciamo così, assidue negli Stati Uniti con alcune lobby, non sono del tutto trasparenti, ma ovviamente siccome lei è garante di quel compromesso storico che è quello che ha affossato l'Europa, ma che è quello che ha consentito ai tecnici, ai Monti, ai Draghi, anche ai politici come Prodi, di comandare in Italia con l'ombrello europeo, ma che ha consentito ai vari Timmermans, che ha consentito ai vari Schäuble in Germania, cioè quell'ordine, quel sopraordine che facendo finta che l'Europa sia un organismo democratico, in realtà governano i popoli europei indipendentemente dalla espressione popolare, e il motivo per cui ce l'hanno con Orban è esattamente questo. Non è perché Orban fa schifo di per sé, è perché Orban è la favola dei vestiti nuovi dell'imperatore, è quello che ogni tanto gli dice siete nudi, non avete rispetto delle volontà popolari, eccetera, eccetera, però poi si inventano che sia putinista, come se i tedeschi che hanno continuato a comprare il gas senza colpo ferire, mentre costringevano gli altri paesi a fare le sanzioni alla Russia, e per esempio a noi hanno tolto alcuni mercati fondamentali per la moda, per i mobilifici, eccetera, eccetera. Ecco, tutta questa ipocrisia è quello che determina la crisi vera dell'Europa, che è priva di rappresentanza e in larghissima misura priva di efficacia su alcuni governi che hanno il coraggio di ribellarsi. Noi invece siamo stati quelli che grazie prima a Napolitano e poi al suo successore Mattarella abbiamo scritto in Costituzione, per esempio, il divieto del pareggio di bilancio, abbiamo scritto una serie infinita di leggi che consentono all'Europa di comandare a casa nostra, ed è evidentemente la conseguenza di tutto questo e sono i giorni che stiamo vivendo. A proposito di Europa, la ministra degli esteri europea, l'alta rappresentante Callas con la K, ha detto che il legame con gli Stati Uniti è cambiato, l'Europa deve rafforzare la difesa, non siamo più il centro di gravità di Washington, la NATO deve diventare più europea, la Russia rimarrà una minaccia a lungo, scossa dalle fondamenta la relazione transatlantica, per cui l'Europa deve rafforzarsi sulla difesa. Io vorrei che la signora Callas mi spiegasse come si fa a fare una NATO senza l'America, ma ammettiamo che facessimo una NATO senza l'America, che ne facciamo della Turchia, che è il primo alleato economico della Russia? È una buona domanda. Nella NATO, peraltro, la Turchia da sempre, non credo che abbia nessuna intenzione di uscirsene, no? La Turchia è il secondo esercito della NATO. Appunto, dico, non ha nessuna intenzione di uscire dalla NATO. C'è qualcuno che mi spiega la contraddizione del ritenere la Russia una minaccia e avere come secondo esercito della NATO la Turchia, che è l'architrave del sistema dei BRICS in accordo con la Russia.
Intanto, altro titolo, prima di avviarci alla conclusione, ma un paio di cose te le volevo ancora chiedere, Carlo, prima di salutarci. C'è un titolo che apre l'ANSA in questo momento: Giorgia Meloni in elicottero sulle zone colpite dal maltempo in Sicilia. Il presidente Schifani dice la situazione è sempre più grave, danni saliti a 2 miliardi, 2 miliardi di euro, stima il presidente della regione. Su questa questione poi ci torniamo perché c'è un altro messaggio, ma prima di questo ti volevo citare il lungo messaggio di un'ascoltatrice. Sono di Torino. Ben 20 anni fa sono stata una delle dame nello spettacolo di apertura dei Giochi Olimpici 2006, esperienza indimenticabile. Le cose belle però finiscono con un amen e hanno anche una parte pietosa. Dopo poco tempo i clandestini hanno preso possesso di uno dei villaggi dei gruppi di case che avevano già preso abusivamente. Finalmente, dopo quasi 20 anni, sono riusciti a mandar via clandestini e rifare le palazzine. In Lombardia devono fare attenzione, queste persone sono sempre in agguato, con la benedizione di persone compiacenti, da una cosa bella può nascere una cosa spiacevole. Lombardi e Veneti, attenzione, scrive la nostra ascoltatrice torinese. Lo chiameremo Villaggio Salis. Il Villaggio Salis non è male, richiama anche al sindaco di Milano. Comunque, Gian da Brescia ci scrive: è stata chiesta una perizia dei geologi a proposito di Sicilia, danni, Schifani e Meloni in elicottero. Si nota dalle immagini in TV che il sito è formato da una ventina di metri di solo terriccio e non da roccia. La Sicilia gode di un sacco di soldi di rifinanziamento tutti gli anni, potranno risolvere il problema, non come qui in Padania, scrive il nostro ascoltatore. 12 secondi di messaggio, lo mandiamo al volo, credo che sia la stessa signora di prima, del signor Calenda, ma lo mandiamo al volo, chiedo alla regia. Regia? Regia, dobbiamo mandare un messaggio da qua. Allora, ci siamo, 12 secondi. Fatemi da tramite con Gino. Quel libro su Cossiga io l'ho trovato tranquillamente nella rete bibliotecaria, nella biblioteca. È un libro molto interessante. Ciao Walter. I fantasmi del passato, credo, la carriera politica di Francesco Cossiga, di Sergio Flamigni. Bene, grazie a Walter, non era la signora di cui sopra, tutt'altro. Abbiamo ancora un messaggio, no, non ne abbiamo più. Abbiamo giusto il tempo, però, sono le 10.58. C'è una telefonata al volo, la prendiamo in chiusura, purché sia estremamente sintetica. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, sono Graziano, chiamo da Galarate, Prego. Fernando al Campo Galarate. Ecco, volevo dire prima di tutto quello che è a dire. La von der Leyen ha sempre fatto gli interessi, come sempre i tedeschi, sempre gli interessi loro. Quel ministro dell'agricoltura che abbiamo, ma che cavoli è suo affari? Vogliamo chiudere tutto con tutte le bellezze diciamo che abbiamo noi dell'agricoltura adesso, come dei nostri prodotti di mangiare e così via eccetera, e noi siamo qui ancora, ma devono continuare gli agricoltori a buttare per aria tutto, e poi un'altra cosa, vorrei dire alla Meloni, invece di continuare ad andare in giro a parlare per niente, di pensare all'Italia che sta crollando, che forse è meglio di pensare all'Italia, altre e tutte le altre stupidate eccetera. Grazie, scusate l'arrabbiatura, però sono stufo che pensano solo gli altri e l'Italia sta crollando. Allora, andare in giro a parlare per niente è la traduzione in italiano di un tipico modo di dire lombardo, no? Il va in giro a parlare per nagot. Comunque, Carlo, sempre per ricongiungerci a Iannacci con cui abbiamo aperto la puntata. Occhio, Iannacci, Vannacci, Catenacci. Iannacci, no Vannacci, Iannacci, con la I lunga. Con la I lunga, no? Con la V. Comunque, Carlo, ti devo chiedere una cosa prima di salutarci, sono già le 11. Ma te della vicenda Mediaset, Corona, censura preventiva, da giornalista che ne pensi? Perché ridi? Perché ridi? Ma perché quella è, come ti posso dire? Allora, premesso che io di Corona ho una disistima totale, premesso perché ho una disistima ancora più totale perché li fa da megafono, ma è la scoperta dell'acqua calda. Cioè, voglio dire, quale stupore? Cioè, voi vi stupite del fatto che ci siano nani e ballerine più o meno compromessi dal punto di vista morale, e poi di quale morale, per fare carriera in televisione? Ma dai ragazzi, cioè veramente. Ecco, io ti dico questo, a me Corona mi fa lo stesso effetto della Ferragni,
Cioè, sono creati dalla stupidità non artificiale ma naturale di chi li sta ad ascoltare. Punto. Grazie a Carlo Cambi, un saluto a tutti e buona giornata. Ciao Cardinale, buon pomeriggio. siate felici, arrivederci. Ciao Carlo. Ciao.